Salve, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuti a tutti e benvenuto Marco Testoni. Allora, oggi ci è venuto a trovare un amico della prima ora, perché la prima intervista di Soundtrack City, credo 4-5 anni fa, era proprio a lui, e sto parlando di Pivio. Ciao Pivio! Ciao a tutti, grazie. Ciao. Allora, hai portato fortuna a noi, ricordiamo brevemente Pivio compositore di colonne sonore insieme al buon Descalzi. Come si diceva da sempre, non è la stessa persona. Pivio e Descalzi sono due persone differenti e non sono neanche fratelli, vogliamo dirlo per l'ennesima volta, ma in questo caso non è qui con noi per parlarci di qualche film in uscita, ma del suo disco, del suo ultimo disco. E quindi passo la parola a Massimo per la prima domanda. Allora, Pivio, partiamo con la domanda classica. Visto Vai. che questo qui è il tuo album in italiano, e anzi ti chiedo già perché in italiano rispetto agli altri che erano tutti in inglese, ma perché gli hai dato questo nome particolare? Questo è il mio ultimo album in italiano, per l'appunto. Ascolta, è in italiano un po' perché in realtà quando ho iniziato a fare danni musicali, a fine anni 70, inizio anni 80, io col mio gruppo Scortilla facevo brani in italiano. Quindi iniziare e finire allo stesso modo mi sembrava, diciamo, una giusta, sì, un giusto compendio, ecco. Mi sono anche molto divertito. Ovviamente, come è già successo anche per gli altri dischi, i testi sono stati scritti con la collaborazione pesante di Marco Dino, che era anche lui uno degli Scortilla. Chiamiamolo il focus, no? Su cui abbiamo fatto ruotare tutta l'operazione era l'idea della guerra. Era già un po' di tempo che stavo cercando di affrontare, ma è indubbio che quello che è successo negli ultimi, diciamo, 2 o 3 anni è purtroppo molto stimolante in questo senso. Ecco, ci sono canzoni che sono estremamente serie e direi tutto sommato anche cattive, e ce ne sono un paio invece che sono volutamente ironiche, perché credo che sia opportuno non perdere il senso anche della terribile ironia che c'è dietro a tutte queste vicende recenti. Basti pensare al concetto di pace che si sta sviluppando in questi ultimi periodi, che è qualcosa che non riesco francamente a digerire. Vabbè, Bravo, non così perlomeno, ecco. Vabbè, comunque. Ecco. Vale la pena ricordare che Pivio, prima di questo suo album, in realtà ha tirato fuori la cosiddetta trilogia delle patologie sociali, cioè 3 dischi, Criptomnesia del 2020, Picnoleptic del 2023 e infine Misofonia del 2024. Ecco, c'è un senso di continuità con questi dischi rispetto a questo tuo ultimo. In realtà parlano di questioni differenti, sia a livello musicale che a livello di contenuti. No, c'è chiaramente una continuità in qualche modo, se non altro per l'approccio generale, cioè il voler assolutamente non rivolgere l'attenzione a un tipo di musica che si consuma in 2-3 minuti, quindi il concetto del singolo. Invece io continuo a sostenere che l'approfondimento è qualcosa che aggiunge molto, e quindi i miei dischi, anche l'ultimo ovviamente, sono dei dischi che in tempi passati avremmo chiamato concept, cioè quindi affrontano tutti un argomento specifico e cercano di analizzarlo per quanto è possibile con le mie capacità artistiche. Ecco, il primo, Criptomnesia, cercava in qualche modo di girare in maniera diversa argomenti che erano molto attivi in quel momento. È il periodo della pandemia, quindi per esempio, che so, c'è una canzone che si chiama Mask, ma io non parlo delle mascherine, parlo delle maschere che noi continuamente
utilizziamo per nascondere i nostri sentimenti, no? E così via. Picnoleptic sarebbe la picnolessia. La picnolessia è una malattia che colpisce i ragazzi in età preadolescenziale e per diversi secondi sono totalmente assenti al mondo. Però anche lì c'è una sorta di simbolismo, perché pensavo in quel momento che ci fosse una sospensione forte del senso etico generalizzato, no? Quindi una forma di picnolessia di carattere generale, non solo legata ai ragazzini. E infine Misofonia è, diciamo, il disco che si occupa del dissenso. Misofonia è, diciamo, il fastidio ai suoni, no? E qua il fastidio non può dare una informazione di un certo tipo, no? E che ovviamente si cerca di zittire. Le recenti situazioni che si sono svolte raccontano molto bene qual è l'area in cui che si respira non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia. Quindi purtroppo mi dispiace dirlo, ma spesso i miei dischi si sono risolti in una sorta di atteggiamento alla Nostradamus, no? Cioè un po' di profezia in qualche modo, che regolarmente si vede risolvere e questo mi dispiace perché vorrei avere sempre torto, invece purtroppo spesso ho ragione. No, vabbè. Questo ultimo invece appunto ha come grande differenza il fatto di essere italiano e c'è uno sforzo diciamo maggiore nell'ambito del coinvolgimento di musicisti, perché molto spesso negli altri casi i dischi erano sostanzialmente suonati solo da me. Vai Massimo, la tua domanda che già conosco mi dà agio poi di farne un'altra video. Vai. Che già la domanda di per sé è anche figlia della cover di questo album, che ha una visione cristologica quasi a Leonardo da Vinci del nostro Pivio, che è straordinaria, quindi quando vedrete la cover capirete. E falla bravi fatti, ma è qualcosa di incredibile, devo dire è una delle cover più belle che hai scelto per i tuoi album. Anzi, di chi è chi te l'ha curata proprio il disegno, la grafica della copertina? Allora, il disegno è opera di Clevra, che è un noto street artist. Poi ovviamente io ho utilizzato, con l'aiuto di Rita Giacalone, che si è occupata poi della messa a punto di tutta la grafica del disco, di riutilizzare parte di questo disegno per diciamo confezionare poi un disco abbastanza articolato anche dal punto di vista grafico. Quello che ti posso far notare è indubbiamente sono io, nel senso che se guardi la mano è la stessa, ci sono gli anelli, vabbè la faccia è quella lì, la faccia è uguale. al posto di una penna con cui dovrei disegnare il mondo in qualche modo ho un missile e poi c'è la terra ovviamente, no? Quindi diciamo viene già raccontato dalla cover quello che poi cerco di raccontare. Ma infatti mi viene la domanda che giustamente Marco mi ha sollecitato, io ti faccio. In questo album io ho sentito, a differenza anche degli altri, che già di per sé lo erano, una ancora più selvaggia tua vocalità, proprio una brutalità. Ma comunque ho sentito questa vocalità punk, prog rock, con addirittura, forse dirò una bestemmia, ma c'è qualche influenza secondo me di Branduardi, in un certo qual senso. E sì, qualche cosa lo sento, soprattutto nell'ultima canzone, quella che è proprio l'ultima dell'album, credo che sia quella lì proprio ogni giorno con lo stesso finale. Perfetto. E poi ho sentito anche un battiato anni 80. Beh, certo. Ecco, quindi, ma quanto l'hai voluta rafforzare poi nel tuo modo proprio di cantare, di esprimere musicalmente tutti questi pezzi? Allora, parto da battiato. Vabbè, dovrei alzarmi, non lo faccio, dovrei cercare, però la prima cassetta che io ho comprato, diciamo, con i miei soldini, non dischi che mi hanno regalato, cassetta perché non potevo ambire a qualcosa di oltre di una cassetta, è proprio Pollution di Battiato, che è il suo secondo disco, diciamo, solista. E io ho seguito Battiato nel tempo in tutte le sue evoluzioni.
La scelta di Shocking My Town, che è appunto un brano che lui aveva inserito in gomma lacca, è funzionale al disco, perché trovo che in quel brano in particolare ci sia il riassunto di un Battiato che continua, diciamo, la vocazione iniziata con l'era del cinghiale bianco nel cercare, diciamo, di coinvolgere il pubblico nella forma canzone, ma già lì c'erano dei suoni, c'era un tipo di arrangiamento che era molto nel momento up to date, no? Cioè era molto concretamente legato al tempo in cui è stato registrato e aveva anche qualcosa di futurista, esattamente le cose che in qualche modo mi hanno sempre colpito di Battiato. Infatti, e qui mi stupisce un po' il fatto che tu parli di Branduardi, ma io in realtà se dovessi pensare a una ispirazione vocale, soprattutto per l'ultimo brano, io penserei in realtà proprio al Battiato di Aria di rivoluzione, che è di uno dei suoi primissimi album. Branduardi, francamente, cioè, l'ho seguito all'epoca, adesso... insomma, l'ultimo pezzo l'ho sentito molto poeticamente, quasi un adagio, quasi come se fosse proprio un monito di speranza a chiusura dell'album. Ha ben pochi spazi per la speranza. La storia, racconto un po' meglio la storia di questo brano. Il titolo è Ogni giorno lo stesso finale. Questi due ragazzi sono sopravvissuti a tutto quello che è successo nell'ambito del disco, guerre, bombe, insomma, la terra è andata a puttane, diciamo, mettiamola così. E loro, pur nella loro difficoltà, in qualche modo trovano una forma di vicinanza ancora più profonda nell'andare in un cinema che è probabilmente una delle poche cose che sono rimaste diciamo in piedi da tutto il disastro che è successo, e in questo cinema sta andando un film e sta andando a ciclo continuo. La visione, prima di arrivare al finale, si ferma e riparte il film, quindi tu non sai mai dove va a finire. Ciò nonostante loro sono abbracciati, si portano avanti quella passione, ma tutto quello che c'è dietro, tutto quello che sta succedendo a loro è un mondo in rovina, un mondo che non riesce più a ripartire per poi far partire qualcosa di nuovo. In realtà si interrompe sempre, come se noi stessimo facendo sempre lo stesso errore. Sì, non c'è, mi sembra che ci sia molto spazio alla speranza branduardiana in tutto questo. Io mi dissocio da quanto detto da Massimo riferito a Branduardi. Senti, io invece volevo riportare un po' la nostra discussione su un piano musicale. Data la mia formazione batteristica, percussionistica, io ho sempre pensato che il lato debole della musica di Battiato fosse proprio la componente ritmica, che generalmente è piuttosto statica, al contrario, insomma, di quello che invece avviene. Poi ti racconto una cosa a questo proposito. Il complimento invece che faccio a te è che invece dal punto di vista ritmico questo disco gira che è una bellezza. Io voglio fare i complimenti a tutta la sezione ritmica, che mi ero tirato giù i nomi, vabbè, parli tu perché li conosci meglio, ma veramente c'è una potenza da questo punto di vista, anche una raffinatezza non indifferente, ed è, secondo me, a livello di sound generale, è una delle prime cose che si ascolta, perché ti prende. Quindi complimenti, perché su questo, anche se Franco Battiato viene ultra citato nel disco, da questo punto di vista c'è invece un'evoluzione che va da un'altra parte. Ma al di là di questi miei complimenti stilistici e ritmici, invece io sono stato colpito dai tuoi scritti, perché mentre non mi sorprende dal punto di vista musicale la capacità di Pivio, dal punto di vista della scrittura io sono rimasto veramente colpito. Peraltro poi sono contenuti in un volume, mi dicevi, Pivio, nell'album. No? Dell'album, ecco.
sono altrettanto gradevoli, e il racconto che in qualche modo forma questo concept album è un valore aggiunto non indifferente. Ci parli di questa tua attitudine alla scrittura, Pipio? Allora, prima però ti racconto questa cosa di Battiato perché Sì. allora sono al Piper, sono invitato con Aldo nella nostra versione, diciamo, etnica, chiamiamola così, che si chiamava Transcendental. E il premio a cui, cioè la serata, era il premio musica che era legato alla rivista Musica che andava su Repubblica. Sì. Prima di diventare XL, se ricordo bene. Insomma, quindi... Mi ricorda il mio amico Ale Sordi, quella rivista lì. E tra le persone che sarebbero state poi premiate, che quindi avrebbero fatto un intervento musicale, c'era proprio Battiato. Durante il soundcheck, adesso sto cercando di ricordare che cosa aveva suonato, adesso non ricordo, però, vabbè, comunque il batterista ufficiale non era presente, quindi prende, diciamo, l'iniziativa uno dei suoi tecnici e si mette alla batteria a suonare il pezzo che avrebbero poi eseguito durante la serata. E io sento questa cosa e dico, accidenti, ma questo picchia sul serio, questo finalmente, no? Dentro di me, perché anch'io ho sempre sentito tu, no? Okay. Dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine. E invece lì erano lanci, cose, bello, proprio Sì. coinvolgente, e Battiato era fortissimo, proprio in prova aveva dato una, come dire, una carica micidiale. Quindi dico, vabbè, bene, arriviamo alla serata e esegue il brano che era previsto da scaletta, no? Questa volta col batterista, quello ufficiale. Finito. Fortuna che io però l'ho sentito in prova. E quindi... Sei stato l'unico a averlo sentito, perché io non l'ho mai sentito con un, diciamo, con una veste ritmica un po' diversa, ecco, un po' più ricca. Vabbè, comunque, allora, del disco praticamente suona Lorenzo Tonello, che suona appunto con me anche dal vivo. In un brano c'è anche Paolo Modugno, che suona percussioni etniche varie, e poi anch'io ho suonato un po' di percussioni qua e là, insomma, per dare un po' di ulteriore spazio a questa cosa. Però il discorso dei testi. Allora, faccio un passo indietro. Quando c'è stato la pandemia, mi sono ritrovato, mio malgrado, anzi a mia insaputa, come avrebbe detto qualcuno, a realizzare un libro che in realtà era il risultato di tutta una serie di miei interventi che avevo fatto per un tot di giorni consecutivi durante appunto il periodo pandemico. E devo dire che quella cosa mi aveva un po' salvato la vita, perché mi dava la possibilità di fare qualcosa. Ecco, se no sarebbe stato veramente molto molto triste passare quel periodo in quel modo. Da lì però è scattato un meccanismo strano che è diventato più forte, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo. Ultimo anno e mezzo durante il quale ho in realtà scritto un romanzo che è ancora inedito. Ho scritto, diciamo, un grosso soggettone lungo, 30-40 pagine, di un altro possibile romanzo, e poi ho pensato, vabbè, visto che questo che sto affrontando sarà il mio ultimo album in italiano, a questo punto perché non cercare di portare dentro a questo disco questo che in qualche modo è una passione recente, che però mi ha preso tanto. Devo dire che quello che molto spesso non riesco a trovare in termini di sentimento, di capacità di coinvolgimento nella musica attuale, però ripeto, ci sono un sacco di cose interessantissime che vengono prodotte adesso, è solo che è difficile riuscire a sentirle nei canali che sono quelli più consoni, ecco.
Invece l'ho trovato nella scrittura. Ho letto un sacco di libri veramente bellissimi e in qualche modo questa cosa mi ha stimolato, ecco, ed è una cosa che ho intenzione di portare avanti. Faccio un esempio giusto per farti capire, no? Prima Massimo parlava di ambiente ostile. Il testo nella canzone racconta già un po' di cose, però nel racconto sono andato un po' più nelle viscere, no? Ed è la storia, di fatto, di una piccola nazione, ma piccola, veramente piccola a piacere, che, presa da tutto questo bailamme di riarmo, di desiderio, di guerra, a seguito di alcune uscite di un presidente di un'ipotetica grande nazione, diciamo, piuttosto discutibili, decide di lanciare l'attacco a proprio questa grande nazione. E lo può fare perché diciamo, ha una tecnologia particolarmente potente. Lanciano questo attacco. Questo attacco si concretizza nell'utilizzo di un raggio che viene chiamato il raggio della regressione. E quindi tutti gli abitanti di questa grandissima nazione iniziano a regredire, non tanto dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista mentale. Cioè, quindi una nazione di bambini di 4-5 anni nel corpo di cinquantenni e oltre. Qual è il problema? Che facendo questa cosa qui, questi della grande nazione... Non è fantascienza. Questa non è fantascienza. No, infatti, come dico, cioè è fantascienza. Ma... Quindi anche questi di questa piccola nazione dicono: che cazzo abbiamo fatto? No, dobbiamo ritornare indietro. Lanciamo il raggio della antiregressione e facciamo ritornare tutto a posto, così almeno hanno capito che non ci devono stare a rompere i coglioni, detto proprio terra a terra, e quindi avranno un atteggiamento anche un po' più ragionevole nei confronti anche di nazioni piccole come la nostra. Peccato che questo raggio della regressione in realtà è partito e si è sviluppato in tutto il pianeta e quindi sta arrivando anche in quella piccola nazione che lo ha lanciato, e quindi a un certo punto ci sarà questo presidente che sta per fare il discorso alla nazione e dopo un po' anche lui inizia a parlare con un bambino di 4-5 anni e quindi ci siamo giocati sempre una luce di speranza trapela dalla poetica di Pipio. Comunque no, io quello che voglio dire, Pipio, è che allora di musicisti che scrivono nel senso non partiture ma libri ce ne sono pochi e li saluto tutti quanti. Musicisti che scrivono narrativa veramente non lo so in quanti altri, ma credo che insomma te la batti con poche altre persone, perché è un'autentica novità. E quello che io posso dire, ripeto, che Pipio sa scrivere. Ecco, questa cosa è una cosa che mi auguro che, siccome io credo che i libri per tanti musicisti stanno diventando un'esigenza quasi voglio dire sostitutiva, ecco, in qualche modo di quello che una volta erano i dischi, parliamoci chiaro, adesso Pipio continua a sfornarne uno all'anno, ma nel mondo tutto questo purtroppo è un'attività che si è persa. Quindi io spero, Pipio, che tu, questa sarà l'ultima in italiano, ma li farai in polacco, in inglese, francese, spagnolo, hai varie altre lingue a disposizione. Voglia. Tu sei reduce da un concerto fatto proprio al Time Zones di Bari, uno dei festival storici, soprattutto in quanto rock alternativo. Non dimentichiamo che dal Time Zones, diciamo, in Italia fu conosciuto un grandissimo artista come David Sylvian. Ecco, allora, siccome questo non è solo un disco il tuo, ma anche un concerto, ci parli un po' di questo e se sono previste altre date in futuro. Allora, nel caso specifico di Bari la situazione è stata un po' particolare perché mi sono potuto appoggiare anche a una parte dell'organico locale di archi che normalmente suonano con l'orchestra del Petruzzelli, quindi i grandissimi professionisti, però
dovrei fare altri concerti. Sicuramente ce n'è uno già previsto il 16 novembre a Genova, alla CLAC, che è un bellissimo locale in cui ho già anche suonato, e lì invece ci sarà la stessa formazione, diciamo, elettrica, che è quella che mi accompagna da tempo, quindi c'è Adriano Arena alle chitarre, Massimo Trigone al basso e Lorenzo Tonello alla batteria. Però avrò un quartetto d'archi, che poi sono archi che suonano normalmente con me e con Aldo quando mi occupo di colonne sonore, e presumibilmente ci sarà un nutrita schiera di ospiti, tra cui ovviamente anche Aldo Descalzi e tanti altri che appunto io coinvolgo nella mia attività, diciamo, ufficiale. Spero che sia veramente una festa, come vorrei che fosse. Ci sono anche altre date che stanno più o meno per nascere, non sono ancora state definite nei dettagli, a Roma, Firenze e Torino, spero anche a Milano, vediamo. Dici a questo punto tu del tuo album qual è il, tra virgolette, singolo o promo che hai scelto? Anche qui mi scappa un po' da ridere, perché ovviamente il concetto di singolo è un po' estraneo al disco, però mi sono forzato in qualche modo a sceglierne uno e avrei scelto Mi manchi tantissimo. Tutto il meglio sia per il disco e ovviamente sia per i concerti. Ciao Pivio! Ciao Pivio! Ciao a tutti, ciao ciao ciao!